Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. Ci troviamo in questo momento nel polo didattico universitario del San Bortolo e ci troviamo in compagnia, e lo ringrazio per essere qui con noi, con il sindaco di Noventa Vicentina, Mattia Veronese. Benvenuto, innanzitutto è appena terminato l'incontro, il vertice tra i sindaci, la cosiddetta conferenza dei sindaci che appartengono all'area dell'Ulsotto. Allora, Noventa Vicentina è sicuramente uno dei comuni sulla frontiera, possiamo usare questo termine, sulla frontiera proprio con l'epicentro dell'epidemia nel Padovano. Siete proprio a ridosso di Vo e quindi i vostri sono sicuramente provvedimenti straordinari quelli che state adottando in queste ore. Sì, provvedimenti straordinari. In realtà noi ci atteniamo alla circolare ministeriale, a quella che è stata anche diramata ieri sera e a firma non solamente del ministro Speranza ma anche del governatore Zaia. Oggi ci siamo trovati qui con i colleghi sindaci perché vogliamo comunque uscire con una linea comune e cercare insomma di evitare che ci sia una situazione a spot. Ovvio che questo è anche stato ribadito durante l'incontro con il prefetto di sabato pomeriggio. Ci sono dei comuni come Noventa Vicentina, Albettone, Agugliaro che sono vicini ovviamente all'epicentro dove c'è stata praticamente la verifica il rilevamento di questo virus, di alcuni casi. Tra l'altro molti cittadini di Vo si rivolgono proprio all'ospedale di Noventa Vicentina. Sì, questo è uno dei motivi, quindi avendo questa vicinanza e questa ovviamente continua comunione con le comunità del Padovano, noi siamo una zona di frontiera. In questo senso abbiamo ritenuto, almeno io come sindaco ieri ho già diramato un'ordinanza che va ulteriormente a specificare quella che è ovviamente per tutti quanti. E in questo senso oggi ci siamo ritrovati appunto per definire questo, quindi c'è un'area come la nostra che ha alcune cose in più rispetto agli altri da tenere presenti, però in generale da tenere una linea comune. Ecco, quali sono le cose in più in un'area come la sua o come per esempio Albettone? Ad esempio domani mattina, martedì, la chiusura del mercato rionale. Abbiamo dovuto ovviamente chiudere le palestre comunali all'utilizzo sia per quanto riguarda gli eventi sia per quanto riguarda gli allenamenti. Facciamo però anche un riferimento durante gli esercizi commerciali. Noi non abbiamo un'indicazione di chiusura degli esercizi commerciali, anche perché non sarebbe il caso, ok? Però ecco, l'indicazione è di evitare che ci siano situazioni in cui magari, non so, dei bar o dei ristoranti organizzino delle feste in cui ci sia una maggiore concentrazione della normalità di persone. Per tutto quanto il resto dobbiamo mantenere la calma. Noi abbiamo un ospedale del territorio che comunque è un punto di riferimento per quanto riguarda praticamente non solo l'area del Basso Vicentino, ma anche in questo caso dell'area padovana. Però vorrei sottolineare che esiste un numero verde dell'ULSS, esiste ovviamente questo passaggio che deve essere fatto da qualsiasi persona che ha bisogno di avere notizie specifiche per casi specifici, e in modo particolare quello che è stato anche sottolineato dal direttore generale oggi dell'ULSS è quello di comunque contattare nel caso i nostri medici di base, quindi medici di base e numero verde dell'ULSS. Non cerchiamo di intasare i nostri pronti soccorso ovviamente e tentiamo comunque di mantenere un atteggiamento di calma e di fiducia. C'è sicuramente una preoccupazione, c'è sicuramente un'attenzione che va ovviamente a maggior ragione nelle nostre aree, però assolutamente no panico e non situazioni di confusione. Ecco, io voglio ringraziare Mattia Veronese che come tanti sindaci ha il merito di essere in prima linea vicino ai suoi cittadini, devo dire anche senza, certo con tutte le prudenze, tutte le precauzioni, le cautele, però insomma questi sono sindaci che stanno sulla piazza, sulla strada anche in momenti così come questi di grande emergenza. I sindaci sono dei cittadini che a differenza di altri hanno delle responsabilità di dover comunicare cose precise e soprattutto ufficiali ai nostri concittadini e in modo particolare affidarci ai nostri medici, ai nostri ospedali, alle nostre strutture, e quindi voglio veramente ringraziare chi in questo momento si sta adoperando, non solamente qui nel Vicentino ma anche soprattutto nel Padovano, Schiavonia, tutti quanti i medici, gli infermieri e il personale che ovviamente in modo costante e professionale sta portando avanti una battaglia importante
importante. A loro va veramente il nostro applauso. Ecco, noi di Media Nord-Est tra l'altro vogliamo ricordare ai nostri telespettatori, ai cittadini, anche ai suoi cittadini, di non credere alle notizie infondate, perché stanno girando delle fake news. Noi di Media Nord-Est siamo impegnati sul territorio, come anche tanti altri mass media seri, andiamo a verificare le notizie e andiamo dalle fonti ufficiali, in questo caso dal sindaco di Noventa Vicentina. Ecco, questo è importantissimo. Beh, ecco, a maggior ragione dico anche che dobbiamo guardare i siti ufficiali dell'ULSS, delle proprie ULSS di appartenenza, e i siti comunali, ma in modo particolare in questo caso, essendo una questione prettamente medica, mi raccomando solamente informazioni che vengono da parte ufficiale. Per una cosa specifica del caso gira un messaggio che tutti quanti quelli che sono transitati nella località interessata dalla contaminazione dovrebbero fare i tamponi. Ecco, questo è falso. Ci deve essere sicuramente un'attenzione per quelle persone che sono venute direttamente in contatto con persone affette. In questo caso si fa il numero verde, si chiede informazioni direttamente alla parte medica o si chiama il proprio medico di base. Non diciamo così, mandate messaggi contraddittori oppure di preoccupazione eccessiva, perché altrimenti il panico crea confusione e basta. Bene, ringrazio, parole sacrosante, ringrazio Mattia Veronese, sindaco di Noventa Vicentina. Ci riaggiorneremo più avanti e restituisco la linea allo studio.